È sfociato in un sequestro preventivo di quasi 110 milioni di euro di crediti d'imposta da parte della Guardia di Finanza il caso del consorzio SGAI di Napoli, sul quale la Procura della Repubblica partenopea ha aperto un'indagine ipotizzando che abbia truffato centinaia di clienti che gli si erano affidati per beneficiare del superbonus 110%. Eseguiti perquisizioni e sequestri nelle abitazioni di 21 persone coinvolte a vario titolo nell'inchiesta e di 3 sedi di enti o società. Una perquisizione è stata eseguita anche nel Trevigiano, proprio nella sede di una società legata a SGAI, ma non sono stati sequestrati crediti e nella Marca non risultano attualmente indagati. In pratica il consorzio è accusato di aver incassato i crediti ceduti dai clienti senza mai realizzare i lavori. L'inchiesta, oltre al Veneto, ha toccato anche Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Calabria, Lazio, Lombardia e Piemonte. Solo allo studio legale Bruschi di Vittorio Veneto si sono rivolti un centinaio di clienti raggirati residenti tra Treviso, Padova e Belluno. Noi stiamo procedendo con le querele per tutelare questo sequestro molto importante di 110 milioni di credito d'imposta. È fondamentale anche perché in base a questo auspichiamo di poterci costituire parte civile per tutte le persone lese e agire con una azione di carattere collettivo, una costituzione di carattere collettivo e appunto mettere in moto una giusta tutela di questi clienti che si trovano col cassetto fiscale di fatto bloccato, con la possibilità di essere accertati da parte dell'Agenzia delle Entrate e anche di dover corrispondere tutto l'importo del credito d'imposta, addirittura maggiorato fino al doppio oltre agli interessi. Secondo la Finanza, il consorzio a partire dal dicembre 2020 avrebbe beneficiato di oltre 109 milioni di euro di crediti d'imposta che, ceduti a intermediari finanziari, sarebbero stati monetizzati per un totale di 83 milioni. Le singole fatture emesse a nome dei clienti seguiti dallo studio legale di Vittorio Veneto ammontano mediamente a 60.000 euro e questo dà la dimensione di cosa rischino, se non tutelati adeguatamente, le vittime del presunto raggiro. Questa situazione merita un'importante tutela e quindi tutti coloro che si trovano in questa situazione devono assolutamente farsi assistere legalmente.